Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Buongiorno, benvenuti. Siamo pronti per iniziare come sempre una nuova puntata di Made in Polesine su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buondì. Ancora buongiorno e benvenuti. Siamo pronti, sì. Più o meno circa. Tutto funziona, abbiamo visto che i nostri collegamenti vanno bene, salutiamo il regista, eccetera. E tutti coloro che ci preparano tutto quanto, perché tutto sia a puntino quando arriviamo. Dai, allora andiamo subito con i titoli. Il primo, bonifica e territorio. Aziende di eccellenza. Ancora ritorna lo sprizzetto. Poi un titolo secco proprio, grandissimi, e non si sa di cosa. Poi il nostro Leandro mistero. È molto misterioso sui titoli, come anche questo ultimo titolo, Indomita. Allora, indomita con l'accento sulla O in mezzo. Indomita, eccola qua. Anche qua non è facile. Titolo criptico. Non è facile capire di cosa parleremo. C'è da dire che sono un po' carogne. Sì, un po'. Spieghiamo, io gli porto i titoli e non gli spiego né cosa si parlerà, eccetera. Però tu sei adeguatamente preparato. Sono alla cieca, altro che. Cieca. Vabbè. Dai. Allora, tra pochissimo per iniziare Made in Polesine. Siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso il nostro primo titolo, bonifica e territorio. Allora, ne abbiamo già parlato in tante formule della bonifica, di cosa è importante la bonifica per il nostro territorio, ricordando che siamo un territorio, il Polesine, al di sotto del livello del mare, ma soprattutto anche a 2 metri sotto i pesci, perché basta guardare i nostri argini, l'argine è molto più alto, quindi il livello dell'acqua del Po anche in siccità è molto più alto della media delle case. E ho avuto il piacere di parlare con il presidente del consorzio Adige Po. Ricordiamo che in provincia di Rovigo ci sono 2 consorzi, Adige Po e Delta Po, e solo per fare un po' di numeri, l'Adige Po gestisce 2000 chilometri tra fossi, canali, fiumi, eccetera. Non è poco, No, assolutamente. Anzi, è tantissimo. Sono tantissimi, ma non solo. Ha un territorio vasto come 200.000, dati che ci ha dato appunto il presidente, 200.000 campi di calcio. Quindi, come dire, ci sono 200.000 campi di calcio, bisogna tagliare l'erba, sistemarli, quando si va a giocare pulire gli spogliatoi. Sì, prendersene cura di questa cosa. E sono numeri che veramente fanno impressione, ma la cosa che fa più impressione è che, al di là che anche il consorzio sono aziende energivore, che quindi pagano sicuramente milioni e milioni di euro solo per l'energia elettrica. Ricordiamo che le pompe sono tutte a energia elettrica, non ci sono altre formule. Loro sono riusciti a risolvere qualche problema con un discorso di idraulica, meccanica, vasi comunicanti, eccetera. Però alla fine, quando piove e quando c'è bisogno di liberare le campagne, bisogna muoversi, quindi pensati, io sono rimasto stupito. Hai presente la piscina olimpionica? È 15 per 50 metri. Secondo te quanto tempo ci mette normalmente? Io ero al Tizè quest'estate, ci ha messo una settimana per riempirla. Una settimana. Una pompa che c'è nel coso della bonifica, nel magazzino della bonifica di Bresparola, sai in quanto tempo la riempie? In 5 minuti. 5 minuti? È rimasta a bocca aperta. Da una settimana a 5 minuti. Settimana poi chi riempie le piscine ha i tubi abbastanza larghi, quindi di un diametro di 15 cm, li danno a tubi con un diametro di 1,80 m, 1,90 m. Sì. In 5 minuti ti riempiono la piscina. Ecco, quindi io sono rimasto affascinato. È un mondo abbastanza sconosciuto per noi, anzi di solito quando si parla di bonifica ne parliamo in maniera negativa, perché bisogna pagare quando arriva la volta della bonifica, esatto. Del consorzio. Effettivamente
pagare non piace a nessuno. Vabbè, questo... premettendo questo. Però ecco, l'importanza nel nostro territorio, che se si smettono loro di pompare acqua nel giro di una settimana, andiamo sott'acqua dappertutto, meditiamo, quindi bravi a questi che fanno il lavoro, tra l'altro sono disponibili H24, eccetera eccetera eccetera. Chapeau. Dai, abbiamo così concluso il nostro primo argomento, tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Siamo ritornati, siamo rientrati e siamo pronti per continuare la puntatona di oggi di Made in Polesine. Vi ricordo, in onda ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi in replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. Adesso il nostro secondo titolo, aziende di eccellenza. Ce ne sono. Allora, ce ne sono, fortunatamente ce ne sono in tutto il nostro territorio, da Melara fino al Delta del Po. I due opposti, da una parte il compressore della giostra, aziende che fanno giostre, giochi che vanno in Luna Park di tutto il mondo, nell'Alto Polesine, e il discorso del compressore della pesca, certo, da noi. Però, visto che parliamo di eccellenze, ho avuto il piacere questa settimana di conoscere due eccellenze, una la conoscevo già molto bene, che è l'alberghiero, l'Istituto Cipriani, che secondo me è un'eccellenza straordinaria, sta sfornando veramente dei professionisti ad altissimo livello, ed è anche gestita da persone brave, cioè nel senso che i professori che stanno gestendo tutti i vari corsi sono veramente interessanti e competenti. E con l'alberghiero hanno fatto una sinergia con un'azienda che non conoscevo, che è a leader mondiale per quanto riguarda i forni dei panifici, che è l'azienda Turri. Quindi la produzione fanno proprio, addirittura è un'azienda che ha le 3 linee, fa i forni per i panifici, il settore del freddo per l'abbattimento, quando si fa da mangiare ci vuole l'abbattitore, eccetera. Esatto, sì. E poi per l'impastatrice, quindi coprono tutti e 3 i settori che servono appunto ai panettieri, ai panifici in generale, eccetera. Con il signor Saggioro, che è il presidente, abbiamo parlato del Polesine, e come sempre noi, essendo il nostro programma che si chiama Made in Polesine, e allora gli chiedevo, ma la potenzialità, lo chiedo sempre a tutti quelli che trovo, la potenzialità della nostra gente, del nostro territorio com'è? Allora, guardi, mi diceva, fondamentalmente la potenzialità è ancora grande, abbiamo espresso, secondo lui, ma non è un sentimento comune di chi ha aziende che affrontano l'Europa e anche il mondo intero. Abbiamo delle potenzialità che non hanno niente da invidiare al resto del mondo. Il problema è che, e qua ritorniamo all'eterno problema che noi risolleviamo ogni volta che ne parliamo, che bisogna tirarcela. E giustamente diceva, guarda che fuori da qua, io ero a Los Angeles la settimana scorsa, non ci sono delle maestranze più preparate delle nostre e non ci sono delle aziende più brave delle nostre, ci sono solo delle aziende che o si vendono meglio, oppure hanno più intraprendenza e più consapevolezza dei propri mezzi. Quindi ancora una volta ripetiamo, italiani polesani, tiriamocela, anche perché non siamo sicuramente secondi a nessuno, io lo sottolineo e noi due lo sottolineiamo ormai, certo, da mo'. Però effettivamente quando ti confronti con delle aziende, questa azienda Turri è leader in Europa, sta sbarcando in America, lavora con la Cina, eccetera, e quindi se queste aziende che conoscono il mondo dicono guarda che non siamo secondi a nessuno, dobbiamo farcene una ragione e cominciare a non avere sempre questo senso di inferiorità, ecco, diciamolo. Ti faccio l'ultimo esempio. Io ero a Vo è un paesino di 3.000 abitanti e nel settore specifico dell'enogastronomia, soprattutto della viticoltura. Però 3.000 abitanti, c'erano 12 banche, cioè ci sono 3 banche, istituti quindi vuol dire che girano un sacco di soldini. C'è un'azienda, c'è una cosa artigianale che non è più grande della nostra, però affrontano il mondo e sono forti, e quindi grandi artigiani del nostro Polesine. Ci riferiamo in particolare del Delta, visto che lo conosciamo. Sappiate che là fuori vi aspettano, perché chi lavora come noi ce ne sono tanti. Ecco, quindi meditiamo. Meditate, gente, meditate. Dai, abbiamo concluso anche questo argomento. Tra pochissimo per continuare Made in Polesine.
E allora siamo pronti? Siamo pronti per continuare? Noi siamo sempre qua, siamo su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Adesso un altro titolo che questo, vabbè, lo aspettavamo, finalmente è arrivato. Ritorna lo sprizzetto, questo appuntamento, questo 4 ciacole, sì, 4 ciacole al bar. Ecco, secondo me lo sprizzetto è il fratello minore, perché è cominciato dopo, di Made in Polesine, di questo programma. Sì. Lo facciamo insieme io e te, Made in Polesine, e lo faccio con Renzo Malangon. Lo sprizzetto è un po' più itinerante, nel senso che abbiamo cominciato con Rovigo, perché dopo un anno che siamo stati fermi anche per colpa del lockdown e anche del Covid eccetera, l'avevamo cominciato 4 anni fa a Rovigo e si riprende adesso da Rovigo. Cos'è lo sprizzetto? È veramente 4 ciacole, e noi invitiamo chi è interessato, persone che hanno qualcosa da dire da una parte, ma anche che hanno voglia di dire qualcosa. Sai che un giorno ti chiamavano lo sprizzetto te come esperto di radio? Io? Sì. Sprizzetto, addirittura. Mi farebbe piacere che tu partecipassi con me, Renzo Malangon, così. Vabbè, una puntata si può fare. Una puntata la facciamo assieme, la facciamo qua a Portoviro. Naturalmente le puntate sono rigorosamente in un bar. Certamente sì, altrimenti non sarebbe lo sprizzetto, non avrebbe neanche senso farlo, che ne so, in uno studio come questo, ecco. Però la domanda è questa: chi paga? Chi paga lo sprizzetto? Siamo in 3 col braccino corto. È qua. Vabbè, dai, troveremo qualcuno che paga. Offro io. Vabbè, offro io. Posso? Ti sei sbilanciato? Posso. Vabbè. Quindi seguite lo sprizzetto, è una cosa abbastanza simpatica, molto friendly, come dicono quelli che sanno l'inglese, ma soprattutto cerchiamo di parlare del nostro Polesine in generale, tutta la provincia di Rovigo. E quindi sappiate che la prossima volta ospite sarà anche il mio amico Davide. Vabbè, comunque lo sprizzetto, diciamo, lo potete vedere su Made in Polesine Web. Esatto, oppure anche su YouTube, eccetera. Su YouTube, eccetera. Benissimo. Vabbè. Dappertutto, in ogni lago, in ogni lago, in ogni porto e non dappertutto, so. Dappertutto. Ci sentiamo tra poco. Siamo pronti allora per continuare. Questo è il nostro penultimo titolo di oggi. Un titolo veramente semplicissimo. Criptico. Sì, grandissimi. Riferito a cosa? Allora, cos'è questa? Ogni volta celebriamo i successi, quando ci sono, i successi dello sport in Italia. Se poi ci aggiungiamo che nello sport ci sono anche dei campioni che noi conosciamo, mi viene in mente la grande pallavolista di Ariano, la Marta Menegatti, che non mi veniva il nome, Alessandro Bovolenta, che l'abbiamo celebrato essendo il figlio d'arte, ma che tra l'altro è stato il miglior giocatore dell'Under 20 o Under 18 di pallavolo. Complimenti. Però sottolineo grandissimi, perché c'è una nazionale che vince da 3 volte il campionato mondiale di pallacanestro riservata ai portatori della sindrome del Down. E quindi qua veramente si merita uno chapeau gigantesco, perché poi è facile quando sei normodotato raggiungere, cioè è facile, non è facile, però in ogni caso sei agevolato. Per quando hai degli handicap determinati purtroppo dalla natura, che è stata abbastanza cinica e bara, riuscire a fare questi risultati, io posso solo dire grandissimo chapeau, grandissimo, e soprattutto complimenti anche alle famiglie, perché quando si dice dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, dietro a uno sportivo che ha vinto le Paralimpiadi c'è sempre una grande famiglia. C'è una famiglia che sicuramente ha dedicato tutto il suo tempo per rendere più possibile normale la vita alle persone che non sono normodotate. E a questo punto mi viene in mente di ricordare e di salutare la mamma di Sara Zanca, che è quella ragazzina mi sembra di Rovigo in generale, che ha vinto un sacco di premi, è stata campionessa europea eccetera eccetera di nuoto, anche lei portatrice di sindrome di Down, però bravissimi. Quindi complimenti a questi ragazzi che danno lustro naturalmente all'Italia, danno lustro e danno sprone a chi ha un handicap di cercare di superarlo anche nello sport, ma non solo, e soprattutto le famiglie. Bravi, veramente bravi. Chapeauissimo. Di più. Allora, tra pochissimo ritorniamo per l'ultimo argomento di oggi.
Eccoci qua, siamo pronti per affrontare quello che è il nostro ultimo argomento di oggi, di Made in Polesine. Parliamo di indomità. Indomita. Ce l'ha certo sulla O. Indomita, eccola qua, indomita. Cosa vuol dire indomita? Indomita è un libro di un scrittore di Rovigo dedicato a Maria Antonietta Avanzo. Chi era Maria Antonietta Avanzo? Diciamo. Wikipedia dice è stata la più grande e la più importante pilota di auto di tutte le generazioni. Lei è nata nell'800, è morta nel 1977, ma soprattutto di cognome faceva Bellan ed era delle nostre parti, penso località Mea, qua a Portoviro. Sì. E quindi è stata una donna veramente interessante, tra l'altro parente di Rossellini, tra l'altro amante di come si chiama quello scrittore che ha scritto le Tamarici e i Salmaste d'Asti, non mi ricordo più il nome, sì, vabbè, perché poi dopo scusateci, abbiamo questo vuoto di memoria ogni tanto. D'Annunzio era, forse dicono, anche amante di Mussolini, ma soprattutto era una polesana che si è distinta nel mondo, molto dimenticata probabilmente, grazie all'autore di questo libro che si chiama appunto Indomita. Lo ringraziamo perché ha rifatto rinverdire queste gesta di questa polesana illustre in Bellan, cioè anzi era Maria Antonietta Avanzo di cognome Bellan, cognome da nubile, e quindi ricordiamo questi nostri grandi personaggi. Per esempio Pininfarina, sai dove è nato? So che è Veneto. Pininfarina da Gavello. Da Gavello, vedi? So che è Veneto. Tu pensati uno da Gavello, che già adesso non è proprio il paese più florido del mondo, va in giro, va a Torino e diventa il padrone, il più grande carrozziere che ci sia. Esatto, il più grande disegnatore, designer. E quindi ritorniamo al discorso, abbiamo detto aziende di eccellenza. In Polesine abbiamo delle potenzialità che gli altri ci invidiano. Tiriamocela alla grandissima, bravo. Noi abbiamo sempre questo senso di inferiorità perché siamo bravi quanto gli altri, ecco. Delle volte che di più. Non è che perché siamo in Basso Polesine dobbiamo avere questo handicap. No, assolutamente no. Anzi, lo dico ancora, tiriamocela. Quindi se vi capita andate sul web, guardate Wikipedia, Maria Antonietta Avanzo, questa grandissima polesana. Bene, allora con questo abbiamo concluso gli argomenti di oggi. Tra poco per i saluti finali. Siamo in conclusione, abbiamo così esaurito tutti gli argomenti di oggi, abbiamo chiacchierato, abbiamo un po' anche divagato se vogliamo in qualche nostro argomento, però dai, ci siamo divertiti, abbiamo passato un'oretta anche questa settimana insieme. Comunque ci ritroviamo la prossima settimana sempre qui su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Un ringraziamento da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. L'augurio come sempre di un buon fine settimana. Il nostro countdown 3, 2, 1, chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.